lavorativa organizzando mostre d'arte. E quindi oggi ho deciso di addentrarmi in questo mondo con piccoli accorgimenti per evitare spiacevoli errori. Dove? Nelle mostre e nei musei. Neanche a dirlo, iniziamo dal tono della voce e del cellulare, che entrambi in questi luoghi devono essere silenziati. E poi parliamo di abbigliamento. L'abbigliamento deve essere adatto all'occasione, quindi ad esempio se ci troviamo a partecipare a un evento durante una mostra o ad visitare un museo, anche in particolari occasioni cerchiamo sempre di adattarci all'occasione, quindi dall'abbigliamento diciamo poco vestito all'abbigliamento anche troppo elegante che magari non si addice a per esempio un'inaugurazione di una mostra. Un dettaglio molto particolare è quello di evitare i commenti banali. In particolare la parola bello sarebbe da evitare e sarebbe da prediligere un commento mirato a un determinato particolare che ci ha colpiti. In questi ultimi mesi abbiamo fatto allenamento, ma non è mai sufficiente, quindi rispettiamo sempre la fila, sia la fila per comprare un biglietto, sia la fila ad esempio per entrare in uno spazio. E naturalmente mostriamo sempre cortesia ed educazione qualora ci venisse chiesto di mostrare il biglietto di ingresso magari nell'accesso alle sale, agli spazi museali o alle mostre. Se siamo all'interno appunto di una mostra o di un museo, muoviamoci con attenzione, cioè non spintoniamo, e questo magari sì è abbastanza naturale, ma stiamo anche a debita distanza dalle opere perché potremmo danneggiarle o sfiorarle per errore. Ecco, sfiorarle vuol dire che effettivamente nessun tipo di opera deve essere toccato oppure non ci dobbiamo sedere assolutamente e per nessun motivo. Sembra una banalità, ma in realtà non è poi così scontato, soprattutto con gli ultimi fatti di cronaca. Sempre nello stesso ambito facciamo attenzione anche a non sostare troppo tempo davanti alla stessa opera o comunque a non coprire, diciamo, la visuale di quanto stiamo vedendo per troppo tempo, soprattutto in particolare se c'è ad esempio una fila o comunque ci sono delle altre persone che vogliono avvicinarsi. Un'altra cosa da ricordare, se stiamo ad esempio facendo una visita guidata, è assolutamente da evitare, ovvero poco cortese, il monopolizzare l'attenzione della nostra guida, perché appunto un gesto non educato sia nei confronti della guida stessa, perché viene interrotto diciamo il proprio operato, ma anche nei confronti di rispetto per gli altri partecipanti. Allo stesso modo, se non abbiamo una guida, non aggreghiamoci abusivamente alle guide degli altri. Due piccole accortezze ancora legate in particolare al mondo delle mostre e ai cosiddetti vernissage, ovvero inaugurazioni. Neanche a dirlo, facciamo attenzione all'attacco del buffet, quindi diciamo affrontiamo questo momento che ci è offerto con compostezza e moderazione. E poi un omaggio per l'artista. È galateo farlo oppure no? E in questo caso cosa si regala? È un'opzione, ma se si sceglie di fare un regalo, il galateo suggerisce di farlo con un omaggio floreale e possibilmente di farlo recapitare o prima o dopo dell'evento, in modo tale da non intralciare quel momento che è particolarmente focoso. Eccoci quindi giunti alla fine di questa breve pillola e come sempre vi ricapitolo le 5 pillole del bon ton di mostre e musei. Allora, la numero 1 è l'abbigliamento. Facciamo attenzione alla fila, evitiamo i commenti banali, abbassiamo i toni e muoviamoci con attenzione. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento, sempre seguendoci sui nostri canali social. A presto, ciao!